questa fuminata che anche oggi si dimostra in acqua al numero 18, Matteo Pietro Gonzalez, Spagnolo Gonzalez all'ultimo momento di difficoltà, ha fatto riperdere l'equilibrio ma è riuscito a rimettersi in carreggiata e ora parte veloce verso la seconda tappa del percorso. Intanto è stata esposta la classifica ufficiale dei primi 8, tutti sopra, correndo ufficiosa e sarà tempo 20 minuti per il cambiamento al compagno sceglie la destra. Ancora studiando questo percorso, passa vicinissimo ad uno dei due grandi massi e adesso dopo essere passato all'interno di una delle buche presenti sul percorso riesce trovare giusto equilibrio e la giusta velocità per poi verso tagliare la traiettoria e portarsi al centro, sicuramente traiettoria partita la gara del C1 maschile, vede al via 19 concorrenti, Rodrigo in acqua al numero 85 spagnolo Rodrigo Ramos Solado, è partito il sloveno Domen Hadley, lo spagnolo è il primo quindi a prendere il via di questa gara, che vedrà quindi 18 concorrenti, tanto resiste il tempo in testa alla seconda stile di 12 potenti.